Forti perplessità per il futuro dissalatore mostrate dal Comitato Empedoclino Mare Nostrum al termine della seduta del Consiglio Comunale straordinario che si è svolto ieri a Porto Empedocle. Manovra da 350 milioni di euro deliberata ieri dalla Giunta regionale della Regione, ora dovrà essere vagliata dall'AS prima della pausa estiva. Diversi incendi ieri hanno messo in crisi la nostra città, in particolare uno a Fontanella e l'altro scoppiato in contrada Mosella. Traffico bloccato per diverse ore, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Assemblea del sindacato CISL della funzione pubblica di Agrigento, esaminate le tante problematiche del comparto pubblico. Aumentano le entrate nell'ultimo trimestre relative alla sanatoria e ai nuovi permessi di costruzione, ammontano a 962.000 euro, a comunicarlo l'assessore al ramo Principato. Successo per la manifestazione che si è svolta ieri sera in piazza Stazione, San Calò in mano ai Carusi, inserita nel calendario degli eventi del Santo Nero. Una grossa buca in via Cavaleri Magazzini a San Leone sta creando tanti problemi agli automobilisti in transito. Non è una bella immagine per i tanti che si recano nella zona balneare di San Leone. L'appello all'amministrazione comunale per la soluzione del problema. Un video musicale realizzato dall'agrigentino Dario Adragna, Sogno lucido, che sta riscuotendo tanto successo sui social. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TVA Notizie. Cos'è emerso dalla seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è svolto ieri al Comune di Porto Empedocle? Lo abbiamo chiesto a Michele Pisani del Comitato Cittadino Mare Nostrum. Allora, cosa è emerso ieri alla fine della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, che aveva per oggetto il dissalatore che stanno costruendo alla centrale Enel? Purtroppo ieri abbiamo avuto coscienza che il dissalatore di Porto Empedocle non è una struttura provvisoria. La struttura commissariale ha chiarito attraverso un suo rappresentante che la struttura del dissalatore rimarrà permanente all'interno della spiaggia di Marinella, per cui purtroppo non siamo soddisfatti delle risposte che abbiamo ricevuto da parte della struttura commissariale e neppure del comportamento che ha avuto l'amministrazione nei confronti di questa opera. Quindi cosa farete ora? Noi proveremo, se è possibile, a fare in modo che la fase 2, che era prevista nei vari decreti, che prevedeva il repumping del dissalatore della zona ASI, venga effettivamente realizzata. Noi pensiamo che la posizione nella quale debba essere inserita un dissalatore è quella che è prevista nel piano regolatore. La spiaggia è spiaggia ed è un bene comune, per cui assolutamente sulla spiaggia non possono essere ancora realizzate delle opere industriali. Ecco, spieghiamo meglio cosa è emerso anche dalla relazione dell'ingegnere Sansoni. È emerso che a colpi di decreti, ne fanno una a settimana, loro hanno la possibilità di superare la legge, per cui è emerso che a 70 metri dalla battigia riverseranno il refluo del dissalatore, che chiamano salamoia, nella quale oltre a essere acqua e sale ci sono i residui della lavorazione. Preciso che la scelta che ha fatto la struttura commissariale è quella di prelevare l'acqua all'interno del porto. All'interno del porto, oltre all'acqua ci sono idrocarburi, ci sono metalli pesanti, che verranno certamente depurati e che verranno allontanati insieme alla salamoia, per cui per un periodo, loro dicono provvisorio, ma a colpi di decreti il provvisorio in questa città diventa definitivo, per cui siamo contrari a questa situazione. Noi riteniamo che il dissalatore debba essere messo in funzione nell'area ASI e che la posizione che è stata scelta non è condivisa dalla popolazione. Invece così resterà all'Enel? Così non lo sappiamo, l'Enel ha una posizione ambigua, perché alcune cose che ha messo a disposizione abbiamo scoperto solo dopo, per esempio che lo scarico della salamoia è stato dismosso il 1° gennaio del 2024 ed è a base del progetto che ha portato la localizzazione proprio in quella posizione, per cui probabilmente qualche falsità all'interno della documentazione che ha ricevuto la struttura commissariale ci sarà stata. La posizione che non abbiamo compreso è quella dell'amministrazione.
Noi non siamo d'accordo, anche se ci dovesse essere 800 metri di condotta, la posizione è sbagliata perché non è prevista né nel piano regolatore né nelle varie successive approvazioni che potrebbero portare al nuovo piano regolatore. Quella struttura si trova in una posizione che dal punto di vista urbanistico è spiaggia, cioè sono strutture legate alla balneazione, che nulla hanno a che vedere con un opificio, con un'industria. La Giunta regionale approva una manovra da 345 milioni di euro quale sostegno all'economia e contrasto alle emergenze del territorio. La manovra dovrà ora essere approvata all'AS prima delle ferie estive. Il servizio. Sostegno alla crescita dell'economia, investimenti sulle infrastrutture, su spesa sociale e sanitaria, contrasto alle emergenze del territorio. Sono questi i capisaldi del disegno di legge di variazione del bilancio approvato dalla Giunta Schifani a Palazzo d'Orleans, una manovra che mobilita risorse per un totale di 345 milioni di euro. Il provvedimento, così come concordato dal Presidente della Regione Schifani con il Presidente dell'AS Calvagno, dovrebbe essere approvato dal Parlamento siciliano prima dell'interruzione estiva dei lavori. Tra le voci più consistenti della manovra, gli investimenti per 60 milioni di euro per interventi sulle strade provinciali immediatamente cantierabili, il problema del superamento delle liste di attesa nella sanità, lo stanziamento di 20 milioni per finanziare gli extra costi per il trasporto dei rifiuti all'estero sopportato dai comuni siciliani. Gli investimenti sono il centro della manovra, oltre 26 milioni per le infrastrutture idriche, 9,9 milioni per le spese di gestione dei dissalatori. Nel triennio vengono destinati al cofinanziamento dell'edilizia sanitaria regionale 33 milioni di euro, 15 milioni stanziati per promuovere e potenziare la realizzazione di impianti di videosorveglianza da parte dei comuni, 17 milioni per l'acquisto di immobili da destinare a uffici regionali allo scopo di diminuire gli affitti pagati dalla regione, 5 milioni per il dragaggio dei porti, 10 milioni per il contrasto al caro voli. Tra gli articoli del testo anche la norma per l'attrazione di imprese di autonoleggio, forte l'attrazione al sociale. Nella manovra vengono stanziati 10 milioni di euro per i disabili gravissimi, 3 milioni per il finanziamento della legge sulla povertà, in particolare della misura per il sostegno per il ricovero di indigenti e di soggetti in condizioni di estrema marginalità, 2 milioni per le misure di protezione civile rivolte alle famiglie a rischio di condizionamento in ambienti mafiosi e criminali, a supporto delle autorità giudiziarie competenti. Tra gli altri stanziamenti 5 milioni per la manutenzione degli edifici scolastici, 2 milioni e mezzo per la realizzazione di parchi urbani, 3 milioni per il finanziamento dell'editoria, 1,2 milioni per lo scorrimento della graduatoria per il finanziamento alle produzioni cinematografiche. Soddisfazione manifesta dal governatore Schifani, che afferma misure concrete per i cittadini e soluzioni per le emergenze sono le priorità del nostro governo. Un gruppo di cittadini davanti alla sede della Presidenza della Regione a Palermo hanno manifestato contro una eccessiva pressione fiscale. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Spero che il popolo si cominci a svegliare e capire che ci hanno ingannato su tutto, perché ogni volta c'è sempre un'emergenza che però sempre nei nostri riguardi ci ingannano, dicono che è per il nostro bene, invece non è per il nostro bene. Oggi sono sceso in piazza perché sono un dipendente, però penso che i nostri diritti li dobbiamo richiamare sempre e solo insieme ai ragazzi, perché credo in quello che stanno facendo. Mi hanno tolto la dignità, ero buttato in un fondo di letto, non gli è fregato niente, sono ancora qui a lottare perché mi hanno massacrato di tasse, di cartelle esattoriali. Oggi sono qui per la dignità non solo mia, ma di tutta la gente palermitana e siciliana, per il rispetto nostro e per il rispetto dei nostri figli. Questa manifestazione è nata per il semplice fatto che tutta la popolazione in questo momento sta soffrendo di una pressione, di un'aggressione fiscale veramente mai successa prima. Ci ritroviamo in una situazione dove dobbiamo decidere se essere degli evasori o essere dei cittadini onesti. Noi vogliamo essere dei cittadini onesti, ma ci devono mettere nelle condizioni a tutti di esserlo. Noi abbiamo organizzato questa manifestazione per far sì che arrivi questo messaggio ovunque in tutta Italia. Noi puntiamo alla replica di questa manifestazione in tutte le regioni d'Italia per far sentire la nostra voce, la nostra stanchezza, ma comunque
la nostra lucidità alle istituzioni. Quindi andremo avanti fino a quando non otterremo i nostri risultati questa volta. Per la pressione fiscale io da libero cittadino e da ex imprenditore, dove ho chiuso la mia azienda, dove ho avuto un fallimento aziendale, appunto per la pressione fiscale. Oggi siamo qua per manifestare, noi tutti i cittadini, che ci siamo stancati e diciamo basta e vogliamo indietro la nostra dignità. Io credo sia un impegno civico di ogni cittadino. In effetti la pressione fiscale nello Stato italiano è diventata troppo alta. Siamo veramente vessati da cartelle esattoriali, minacce, more, interessi, spese su spese. E poi, a mio modesto avviso, il sistema sarebbe tutto da rimodulare, anche perché queste cartelle esattoriali con un numero seriale che negli anni arrivano, si accumulano, si rinnovano, a volte ci rende la vita così difficile perché non riusciamo neanche a risalire e capire se sono dei pagamenti che abbiamo già effettuato. Sono stati 2 gli incendi che ieri hanno interessato la nostra città, uno a Fontanella e l'altro in contrada Mosella, il servizio. Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 15 nell'area adiacente la Palazzina La Nascente in via Alessio di Giovanna a Fontanelle, tanta paura, ma soprattutto pesanti problemi per gli abitanti della Palazzina, ai quali è stato vietato di uscire da casa e di tenere le finestre chiuse e di non usare i condizionatori. Un incubo per alcune famiglie con anziani. A quanto pare a prendere fuoco è stato un deposito di un privato contenente prodotti che hanno generato un denso fumo nero che ha costretto la chiusura al transito del sovrastante viadotto sulla strada statale 189. Sul posto hanno lavorato per alcune ore le squadre dei Vigili del Fuoco di Agrigento, giunte insieme alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Non sarebbe la prima volta che le fiamme creano problemi e paura per i residenti. Le sterpaglie hanno favorito il fuoco che in pochissimo tempo ha interessato una vasta area, agevolato anche dal forte vento. E un altro incendio ha carbonizzato una vasta area e parte di un'area boschiva lungo il tratto che va dalla Mosella fino a poco prima della rotonda degli Scrittori. È successo questo ieri pomeriggio. Le fiamme si sono estese fino alla strada statale 640, in quei momenti abbastanza trafficata, creando notevoli disagi, e la colonna di fumo che si è innalzata dai terreni dalla quale è partito il rogo ha ridotto la visibilità fino quasi ad azzerarla. Sul posto sono intervenuti gli agenti delevanti della questura e i loro colleghi della polizia stradale che hanno interdetto per alcune decine di minuti il passaggio delle macchine. A operare sul fronte del fuoco decine di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Agrigento e della Forestale, con l'ausilio dell'alto di un elicottero, quasi sicuramente dietro a questo evento la mano criminale di qualche piromane. Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, durante un controllo ai flussi merci e passeggeri sbarcanti dalle motonavi del porto cittadino, hanno individuato e tratto in arresto 2 soggetti a cui pendevano misure di restrizione della libertà personale. Uno era originario di Gela, l'altro di Trapani, in servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito del dispositivo operativo di controllo ai flussi merci e passeggeri sbarcanti dalle motonavi in approdo presso lo scalo portuale di Palermo, hanno individuato e tratto in arresto 2 soggetti su cui pendevano misure di restrizione della libertà personale e che si erano sottratte agli ordini dell'autorità giudiziaria. Le Fiamme Gialle, in particolare in servizio presso il primo nucleo del gruppo di Palermo, hanno individuato tra i numerosi turisti in transito e persone in rientro in Sicilia, provenienti rispettivamente a bordo delle navi in arrivo da Livorno e Genova, 2 soggetti che erano stati destinatari di misure di restrizione della libertà personale e che volontariamente si erano sottratti a tale misure. Gli stessi si erano resi irreperibili per la giustizia italiana e si erano stabiliti all'estero. Il primo proveniva dalla Germania e avrebbe dovuto scontare una pena per i reati di violenza privata emessa dal Tribunale di Gela. I finanzieri, dopo l'arresto, lo hanno condotto, come disposto dall'autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari.
Il secondo rientrava invece in Sicilia dalla Svizzera. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di carcerazione per i vari reati, tra i quali la truffa e altri contro la persona, emesso a seguito di sentenze emanate dal Tribunale di Trapani. Il condannato è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo per l'espiazione delle pene previste. Dall'inizio dell'anno sono stati 4 i soggetti che volontariamente si sono sottratti a misure di restrizione della libertà personale, sono stati fermati dalle Fiamme Gialle che presidiano il porto di Palermo. E Carmelinda Callea, il nuovo assessore del comune di Licata, ieri mattina davanti alla segretaria comunale Caterina Moricca, al sindaco Angelo Balsamo, agli assessori Trigone e Rolla, la Callea ha prestato giuramento e ha ufficialmente fatto ingresso nella giunta Balsamo. Assumerà le deleghe a sport, turismo, spettacolo, politiche giovanili, promozione del territorio, eventi religiosi, gemellaggi e cultura. Sentiamo le interviste. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica Italiana e della Regione Siciliana. Auguri. L'attività amministrativa continua, ringraziamo l'assessore uscente Maria Sitibondo per il grande lavoro che ha fatto. L'amministrazione non è legata alle singole persone ma al programma e alle idee. La professoressa Callea ha delle notevoli qualità che metterà a servizio della città e farà del suo meglio. Sicuramente darà un contributo notevole all'evoluzione del servizio che noi stiamo rendendo alla città. Mi auguro alla professoressa Callea il miglior lavoro e i migliori risultati e la ringrazio già da adesso per aver accettato di far parte della squadra. Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi sta dando. E sicuramente mi sento anche di ringraziare l'assessore uscente Maria Sitibondo per il lavoro che ha intrapreso e ha portato fino a questo punto. E il fatto di sostituirla in questo momento nel pieno dell'estate licatese penso che sia un'impresa piuttosto ardua. Spero di essere all'altezza e realmente di poter continuare e portare in essere il lavoro da lei intrapreso. Sono molto emozionata ed onorata, come ho già detto poc'anzi, perché chi mi conosce per carattere sa che prendo tutto con il cuore e a 360 gradi. Partecipata assemblea dei dipendenti degli enti regionali delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, promossa dalla CISL Funzione Pubblica per fare il punto sulla situazione del settore e delle novità offerte dal nuovo contratto per il comparto e la dirigenza. A relazionare il responsabile del Dipartimento Enti Regionali della CISL Funzione Pubblica, Fabrizio Lercara, che ha evidenziato come oggi i lavoratori attendono da tempo risposte da parte della politica. È intervenuto anche il segretario generale della Funzione Pubblica, Salvatore Parello, di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le interviste. Abbiamo cercato oggi di fare un po' il punto della situazione, anche perché stiamo vivendo in una fase in cui si inizia a vedere la possibilità di uno sblocco e lo stallo della contrattazione, perché l'anno scorso, a fine anno, al fine 2024, è stato sottoscritto con estremo ritardo il rinnovo del contratto collettivo regionale che è fermo, pensate, al 21, al triennio 19-21, quindi questo comparto è la Cenerentola dei comparti pubblici, perché ha ancora da rinnovare il contratto 2022-24 e poi avviare anche il contratto 25-27. Sono tante le problematiche che affliggono la Regione, innanzitutto la riforma della macchina burocratica dei dipartimenti regionali, che in un certo senso è legata anche alla dinamica contrattuale. Recentemente è stata licenziata a livello regionale la riforma della dirigenza pubblica e noi oggi qui abbiamo voluto appunto convocare sia i lavoratori del comparto che quelli della dirigenza, appunto per raccogliere quello che è il sentiment sia sul rinnovo del contratto collettivo e sugli atti indirizzo per i prossimi rinnovi, che su quello che sta avvenendo con appunto la riforma della pubblica amministrazione regionale e della sua dirigenza. Allora, oggi abbiamo avuto un momento di confronto molto importante con le persone che rappresentiamo quotidianamente.
Quello che abbiamo cercato di fare è cercare di spiegare le ragioni che hanno portato ai rinnovi di contratti, seppur con tutte le limitazioni che ci impongono le varie normative, soprattutto sotto il profilo contabile e sotto il profilo del controllo da parte degli organi che poi devono certificare il nostro contratto. La nostra idea che oggi abbiamo condiviso e sulla quale ci stiamo spendendo è quello di cercare di fare recuperare quanto più potere d'acquisto alle retribuzioni, passando da una mega riforma che dovrà vedere l'amministrazione tutta, perché comunque non dobbiamo dimenticare che siamo chiamati ad erogare i servizi ai cittadini, i servizi pubblici ai cittadini, cercando però di contemperare quelli che sono gli interessi dei lavoratori che, sembra strano ma purtroppo è così, vedono l'amministrazione regionale al primo posto per rinunce tra i vincitori dei concorsi. Abbiamo avuto più di 600 persone che hanno rinunciato. Perché? Perché quello che sembrava un'isola felice che è sulla bocca di tutti, la regione siciliana, oggi non è più un'isola felice, oggi è un'amministrazione che ha purtroppo gli stipendi più bassi d'Italia. Quindi il nostro obiettivo è cercare di mettere in campo qualunque iniziativa possibile per avviare processi di riforma che possano consentire all'amministrazione di erogare i migliori servizi possibili alla collettività e contemperando quelli che sono gli interessi dei lavoratori che oggi vedono veramente le retribuzioni più basse d'Italia, siano esse del comparto che anche quelle della dirigenza. Sono oltre 962.000 euro incassati nel secondo trimestre 2025 dai permessi di costruzione e condoni edilizi, a comunicarlo è l'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento e Servizio. Sono oltre 962.000 euro incassati nel secondo trimestre 2025 dai permessi di costruzione e condoni edilizi, a comunicarlo è l'assessore Gerlando Principato del Comune di Agrigento, che confermano un trend positivo e costante nel settore edilizio della nostra città, segno tangibile della vitalità del comparto e della fiducia dei cittadini e degli operatori verso il lavoro dell'amministrazione comunale. I permessi di costruzione registrano una crescita del 9% rispetto al 2024 e del 6% rispetto al 2023, raggiungendo un valore complessivo di 518.428 euro, un dato che testimonia il consolidamento di una fase espansiva di rilancio, frutto anche dell'efficienza amministrativa e della semplificazione delle procedure messe in campo in questi anni. Sul fronte dei condoni edilizi si conferma l'ottimo andamento già registrato nel 2020 con un incremento del 20%, un risultato mantenuto costantemente anche negli anni successivi. Nel secondo trimestre 2025 il gettito derivante dai condoni si attesta a 444.162 euro, in linea con la performance degli ultimi esercizi. Questo risultato, continua l'assessore Principato, dà finalmente il giusto riconoscimento alla forza lavoro tecnica e amministrativa interna ed esterna all'amministrazione che quotidianamente opera negli uffici con serietà, dedizione, garantendo servizi più efficienti e maggiore certezza per i cittadini. A loro va il mio personale ringraziamento per avere creduto sin dall'inizio nel progetto della sanatoria che abbiamo avviato al momento del nostro insediamento. Questi numeri, conclude l'assessore Ramo Principato, rappresentano un importante segnale di regolarizzazione, legalità e programmazione urbanistica. L'amministrazione continuerà a lavorare per garantire trasparenza, tempi certi e supporto tecnico ai cittadini professionisti, incentivando un'edilizia di qualità, sicura e rispettosa del territorio. E si è svolta ieri sera con gran successo in Piazza Stazione ad Agrigento la manifestazione San Galò in mano a Carusi con diversi interventi artistici e musicali. Il coordinamento artistico è stato curato da Caterina Montalbano. Il servizio. Caterina Montalbano, la direzione artistica di questo spettacolo San Galò in mano a Carusi, che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ha una nuova location e una nuova programmazione musicale di questa sera. Ecco, questa idea, questa miscellanea di attori questa sera, cosa ci proporrete? Allora, in realtà
In realtà è più o meno la stessa formula dell'anno scorso, ovviamente un format diverso adattato alla piazza, per cui daremo più spazio alla musica, agli artisti che suoneranno, ma comunque non mancheranno gli interventi teatrali, la prosa, la poesia, e ci sarà un po' di tutto. Sono contenta perché evidentemente l'esperimento è andato bene un anno fa. Ecco, ci anticipi qualche esibizione? Veramente vorrei non spoilerare nulla, ma tanto oramai siamo qua e allora iniziamo da Giovanni Moscato. Ci sarà la solita band con i grandi musicisti Sciacca, San Filippo, Pontillo e Vasile con la voce di Peppe Sciortino. Ci saranno gli attori del Piccolo Teatro, Marcella Lattuca, Paolo Di Noto, Rosa Maria Montalbano e Anna Grazia Montalbano. Ci sarà Margherita Truppiano questa sera in una nuova veste, ci sarà Andrea Donzella, il nostro tenore, e Francesco Buzzurro, Salvatore Nocera Bracco, e io poi non li voglio nominare perché poi magari rischio di dimenticare qualcuno, e comunque la conclusione sarà sempre con i Tammura di Girgenti di Biagio Licata. La manifestazione è inserita in quella di San Calogero? Sì, la manifestazione è inserita in quelle di San Calogero, organizzate quest'anno dal Comune di Agrigento, dalla Fondazione di Agrigento Capitale della Cultura, dal Parco Archeologico e dalla Regione Siciliana, e il contributo notevole dell'Associazione Portatori di San Calogero di Totò Moscato e dei Tammura di Girgenti di Biagio Licata. Sì, questa sera siamo qui in Piazza Marconi con un altro evento collaterale, festeggiamenti in onore del santo più amato e la festa più attesa dagli agrigentini, la festa di San Calogero, che quest'anno si ritrova in piazza anche con degli eventi collaterali come quello di questa sera, San Calò Manecarusi, una pista teatrale, uno spettacolo teatrale, musicale e di arte in genere che coinvolge tanti artisti, tante realtà agrigentine che esaltano, ecco, che entrano nei meandri della festa di San Calogero, quindi uno spettacolo da gustare e vedere fino alla fine. Poi gli eventi continuano, comunque non dimentichiamo quello che già la scorsa settimana c'è stato, il Venera Villa, lo spettacolo con l'Analfino, poi domani ancora una serata in piazza con teatro, sabato animazione, insomma uno street food organizzato anche dalla Gea Comunicazione, che comunque allieta anche questi momenti, una bella festa che fa anche mettere in giro la città, quindi che si trova a festeggiare in un clima, diciamo, di serenità, in un clima di festa. Maestro Buzzurro, questa sera qui all'evento San Calò Manecarusi, cosa ci farei sentire? Guarda, questa sera sarà una serata particolare per me, perché intanto già durante le prove mi sono divertito a interagire con i Tammurinara, perché loro suonavano, io appresso suonavo insieme a loro, quindi è stata una cosa divertentissima. Stasera penso che farò un repertorio abbastanza variegato, anche suonando i Beatles, suonando i classici del rock in versione acustica sulla sola chitarra, un omaggio alla città di Agrigento, insomma ci sarà un po' di tutto il mio vissuto musicale questa sera. Poi sai, suonare a casa quando capita è un'emozione molto molto particolare. Poi per San Calogero io penso che è difficile trovare degli agrigentini che non siano devoti al nostro caro Santo Nero, che poi incarna l'accoglienza, lo spirito del rispetto verso l'altro, verso l'alterità, per cui ben vengano serate come questa. O Calogero, padre dal cuore ripieno di Dio, tu, soccorrendo sempre coloro che fanno ricorso a te, ti sei guadagnato giustamente il titolo di imitatore di Abramo. Tu possedesti la fortezza di Giobbe nei travagli ed emulasti realmente la mitezza di Davide. Tu conducesti sulla terra una vita angelica e perciò conseguisti la beatitudine suprema. Oh Santo Padre Calogero, tu ti ritirasti in una spelonca per amore della vera vita, non avendo nessuna paura degli assalti del nemico sferrati con percosse e vani strepiti. Oh Santo, ma tu li respingesti con le tue preghiere, o anima forte, dimorante nella solitudine. Per questo motivo noi oggi tutti ti celebriamo. Essendo scoppiata nel territorio di Calcedonia la persecuzione suggerita dall'empia depravazione, il gerarca Gregorio raccolse i servi della Santa Trinità,
fra i quali il nostro Calogero. Saliti su una nave, fuggirono di nascosto verso un'isola, non per sfuggire ai patimenti, non sia mai, ma per annunciare a tutti la potenza della Trinità. Essi sbarcarono insieme a Lilibeo e si separarono per mettersi a predicare. Avendo tu lasciato la terra patria di Calcedonia, dopo esserti adoperato contro il funesto culto senza legge, ti fermasti in Sicilia, salisti sul monte della contemplazione e dell'azione, con saggezza, oh Beatissimo, e quindi continui a risplendere come il sole in Sicilia con i raggi dei miracoli. Perciò noi, oggi, celebrando la tua memoria luminosa, inneggiamo a te con fede, o Calogero, dal cuore ripieno di Dio. La tua fama si diffuse per tutta la terra, o Calogero, mirabile in tutto. Linea alla regia per la pubblicità. È una grossa buca è presente da diverso tempo nella centrale via Cavalieri Magazzini a San Leone, creando numerose problematiche agli automobilisti in transito per quella strada. Tanti cittadini che ci hanno interpellato manifestando le loro preoccupazioni. La buca la sera tra l'altro è poco visibile, diversi automobilisti hanno finito per finirci sopra con le loro auto. Stiamo appunto vedendo il video girato poche ore fa. Basterebbe poco all'amministrazione comunale di Agrigento per ripararla. Si tratta di un tombino che necessita di poco cemento o asfalto per eliminarla, ma nella nostra città è tutto difficile e complicato. Con un poco di buona volontà il problema si potrebbe risolvere. Non è bella l'immagine che diamo ai tanti turisti che transitano in una via principale che porta al mare di San Leone. Giriamo la nostra segnalazione all'amministrazione comunale nella speranza che nel più breve tempo possibile possa risolvere il problema. Identificato un cadavere trovato dentro un sacco, il fatto è avvenuto a Milazzo nel Messinese, ce ne parlano i colleghi di Messina. Il cadavere di un uomo avvolto in un sacco di plastica è stato rinvenuto in via Capuana, nei pressi del quartiere di Bastioni a Milazzo. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio da alcune persone che si stavano recando verso la spiaggia, le quali hanno immediatamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. L'area interessata è quella di Ponente, al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Sul posto sono intervenuti il procuratore della Repubblica, il medico legale, la polizia locale e la squadra mobile, che stanno conducendo le indagini. Il corpo è stato identificato dopo qualche ora. Si tratta di Salvatore Italiano, 84 anni, di Fiumarella. Secondo le prime analisi effettuate sul posto dal medico legale, il decesso sarebbe stato causato da almeno 2 colpi di arma da fuoco, uno esploso in testa e l'altro al petto. La scena suggerisce un omicidio e le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere eventuali prove e testimonianze che possano chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso e si cerca di capire il movente di questo efferato gesto. La zona è sotto stretta osservazione e si spera che le indagini possano portare presto alla cattura dell'autore o degli autori di questo grave episodio. A Piazza Marina a Palermo, a pochi metri da dove si è verificata l'aggressione al personale della cioccolateria Lorenzo, la sigla Cittadini in Movimento ha manifestato per una Palermo più sicura. I colleghi di Palermo. Palermo è una città pericolosa così come lo è stata negli anni passati, ma occorre dare delle risposte e le risposte sono che la società civile non si rassegna e non soltanto non si rassegna ma fa delle proposte, perché noi abbiamo chiesto al sindaco di convocare il comitato per l'ordine pubblico perché nelle situazioni di emergenza occorrono delle risposte di emergenza. Il comitato per l'ordine pubblico può stabilire nuove forme di tutela e di vigilanza nelle zone pericolose che sono il centro storico ma anche alcune zone periferiche e quindi dare risposte all'esigenza di sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali. Da più parti è stato invocato l'intervento dell'esercito, cosa ne pensate? L'esercito, ma noi abbiamo in ogni caso almeno 4-5 forze in armi, ci sono i carabinieri che si occupano
di ordine pubblico dentro le città, senza bisogno di ricorrere all'esercito, perché ci sono i carabinieri, i vigili urbani, la polizia, persino la Guardia di Finanza. Prima di arrivare all'esercito si può sperimentare tante soluzioni, quindi l'esercito, per carità, è una forma di emergenza e di chiamata alle armi anche in tono scenico, però prima di far questo vigili urbani, carabinieri e polizia possono ben fare il lavoro che si invoca di far fare all'esercito. Palermo è una città molto insicura, soprattutto perché in realtà le forze dell'ordine le vediamo ben poco, ma le vediamo ben poco in centro, le vediamo ben poco nei luoghi dove c'è la movida e soprattutto non ne vediamo assolutamente dove c'è più bisogno, nelle periferie. Le periferie sono totalmente abbandonate e questa è una cosa che non va, perché in realtà il cittadino si deve sentire sicuro al centro, ma anche e soprattutto nelle periferie. Ecco, questo fenomeno si è aggravato negli ultimi anni. Questo fenomeno si è aggravato negli ultimi anni, ma forse perché qui al centro c'è questo movimento della movida. I giovani vivono di più la città, la vivono di più la sera. Lei si sente sicuro? Allora, sicuramente la movida giovanile è un problema anche questo molto sentito per chi vive in centro storico, perché indubbiamente dopo una certa ora l'insicurezza si percepisce. Sicuramente per noi giovani vedere delle pattuglie delle forze dell'ordine nei luoghi più delicati e più critici ci farebbe sentire più sicuri. Invece dopo un certo orario non si vede più nessuno ed è come se le regole non esistessero più e ognuno faccia esattamente quello che vuole. Seguendo quello che è successo negli ultimi giorni, tutto questo ormai è insostenibile. E un grosso tir si è ribaltato nell'autostrada A18 in direzione Messina, poco prima del casello di Tremestieri. Il traffico è stato bloccato per parecchie ore, provocando tanti disagi. I colleghi di Messina. Questa mattina intorno alle ore 9 i vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti insieme ad APS e a un pick-up con modulo attrezzato per un incidente stradale sull'autostrada 18 a circa 1,5 km dallo svincolo di Tremestieri. Un tir in transito in direzione Catania-Messina ha iniziato a sbandare perdendo il controllo e si è ribaltato. Nell'incidente è stato coinvolto anche un furgone. La squadra 1A proveniente dalla sede centrale ha immediatamente verificato che non ci sono state persone ferite e ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto. Il traffico è rimasto congestionato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale del 118. Ci sono assenze che diventano presenze, ferite che si trasformano in musica, sogno lucido è la voce di chi ha amato, perso e vissuto l'abbandono. Questo in sintesi il tema del video musicale che vi proponiamo, realizzato dall'agrigentino Dario Adragna. Il video. Penso che sia difficile spiegare un bacio, una carezza ed un abbraccio che non c'è. Impossibile lasciarsi andare via in un oblio, dentro una tempesta a fari spenti. Invisibile mi sento in bilico, rallento un attimo cercando ossigeno né sé, ozono chimico, sei in ogni cicatrice, sei dinamite come sale nelle mie ferite. In ogni battito rivedo il tuo sorriso sul mio viso, in ogni brivido risento il tuo profumo all'improvviso, in ogni livido sei un sogno lucido. A volte penso che sia incredibile, è una partita a scacchi questa vita che non lascia vincere mai
non lascia vincere mai. Mi sento al limite nell'inverosimile, cerco l'equilibrio sopra un filo di follia indescrivibile. Se penso che in mezzo a tante ombre sei una luce dentro me, in ogni battito rivedo il tuo sorriso sul mio viso, in ogni brivido risento il tuo profumo all'improvviso, in ogni livido sei un sogno lucido, in ogni battito rivedo il tuo sorriso sul mio viso, in ogni brivido risento il tuo profumo all'improvviso, in ogni livido sei un sogno lucido. No, no. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.